Ed eccoci qua con un'altra persona, come direbbe il Monti. Sono un'altra persona, siamo due altre persone. Esatto. Dopo quello che sta succedendo, finalmente riusciamo a goderci le nostre giornate a pieno, a fare qualcosa di salutare che ci meritiamo finalmente, senza, insomma, grazie a voi, però senza Esatto. senza Facciamo un finta modestia. applauso ai nostri telespettatori. Insomma, un applauso anche a noi. Cosa hai fatto stamattina? Stamattina sono appena tornato da Forte dei Marmi, ho fatto una vacanzina così tranquilla con Nairo e il Monti, è stato un po'... È stato un po' di delirio perché il Monti quando inizia a bere non si ferma più, è andata da una tipa che pensava fosse un uomo, invece forse era un Kinder sorpresa, ma lasciamo Classico. perdere insomma. E te Visi invece cosa hai fatto? Beh, io insomma sono arrivato presto questa mattina in aeroporto, un po' di ritardo, ma vabbè, insomma, quando voli privato funziona così. Sai che volevo fare l'insegnante di sostegno, sai perché? Perché? Perché sono sempre in ritardo. Wow. E dopo questa sigla, no, per un cazzo, stavamo scherzando, poi il Monti ci tocca pisciare nei bicchieri per bere qualcosa, tagliamo che questa. Sì, sei andato proprio... Sì, siamo andati oltre. Sigla. Ciao, ho capito che volevi fare una roba in economia, ma un tè un meglio, no? Benvenuti a questa nuova puntata di X-Lab Podcast. Oggi, il format di oggi è un po' diverso, non avremo un ospite perché siamo tutti e due delle altre persone, parleremo di cose che non capiamo, cose che non capisco, vero? Oggi il topic sarà questo. Partirei da qualcosa che è comunque sempre attuale, che succede o è successo a tutti. Non so se ti sia mai successo che qualcuno per dirti di no, insomma, a tirarti pacco, a Sì, più di qualche trovarti- volta succede, no? ti mandasse un audio lungo o un papiro scritto solo per poteva Sì, no, scriverti magari non posso ti venire, tipo. sì, ti devi trovare un'ora prima, no? Scusa, ti devi trovare un'ora prima, questo qua inizia a mandarti un audio da 2 minuti con tutte quante le scuse del mondo, pensando anche di essere magari simpatico, come dire, guarda scusami, guarda mi è capitato questo e quest'altro, quando basterebbe dire dimmi da no e basta, Non no, posso. perché non posso, basta, me la metto via, fine, non è che se già ho i minuti magari contati o ti sto aspettando, e poi mi mandi sto audio da 2 minuti che devo sentire te, non me ne frega niente, soprattutto io mi ricordo qua, quando organizzavo feste o facevo, o davo una mano a livello di PR, questo qua per tirarti pacco ti manda un audio di 2 minuti con cagate assurde per dirti che non viene. Sembra di Tipo- tornare alle medie sulla giustificazione che tirano fuori Infatti, la guarda. nonna, l'amorosa, c'era un monopattino che intasava il traffico. Vabbè, insomma, quelle scuse più disparate mi viene in mente ad esempio ad una festa, la tipa mi fa scusa stasera lavoro, non posso venire, che fai la commessa che chiude alle 9 il supermercato, cioè, vabbè, lascia il tempo che prova, insomma, queste qua sono proprio cose che non capisco, dimmi subito di no e fine, cosa devi stare là a girare, a rigirare, cioè comunque hai fatto una figura vabbè, Cose che non capiamo. Esatto. Parte 1. io andrei con la seconda domanda, la seconda cosa che non capiamo, qual è? Sì, è una domanda che mi... è una domanda lasciata in sospeso dalla gente, ti sarà capitato anche a te al lavoro, insomma, in generale. Quando qualcuno ti dice faccio questa cosa oppure agisco in questo modo, un giorno ti spiego perché. Un giorno ti spiego perché. Dimmelo no, adesso. Ma mai nulla, cioè nel mio caso mi ricordo una volta nello specifico che non era nulla di trascendentale, era proprio del tipo la mia responsabile di lavoro che mi ha detto io non resto mai senza sigarette, un giorno ti spiego perché. Cioè non puoi dirmelo, dimmi subito Sì, ci perché metti cioè, un attimo, no? questo alone di mistero, non so. Tipo non vuole dirti una cosa, è una storia lunga. Sì, anche... Cioè dimmi, non ho voglia di raccontartela, va, siamo di fretta, cioè, che senso ha? Vabbè dai, Un giorno ti spiegherò perché. vabbè mi spiegherai. Ora andiamo un po' più sui tasti dolenti, cose magari un po' più attuali forse. Mm. Conosci qualcuno che magari ha fatto il passo più lungo della gamba e non lo so, magari anche più giovane di noi abbiamo
io 22, lui 19 anni. Portati benissimo tra l'altro. E magari sì, hai quell'amico che ha deciso di comunque mettere al mondo 2 figli, la ragazza più giovane di lui, non sono dipendenti statali, non sono avvocati né niente, però gente che fa figli senza poterselo permettere, ne conosci qualcuno? Qua sfondi una porta aperta che tra l'altro se si è aperta per cosa ti a sfondarla. Va bene, nel senso, Ho già detto tutto? sono argomenti un po' delicati e quando eravamo stesi effettivamente a roccare con molla adesso mi viene un po' di dubbi di parlare di certe cose, perché allora io sono dell'idea che ci sono varie situazioni, cioè la situazione che capita e sei costretto a trovarti in una certa situazione e vabbè non puoi farci niente, ad esempio che ne so, capita, stai con la tipa, rimane incinta, vabbè, hai fatto lo sbaglio e fine, cioè sbagli insomma, vabbè. Ma la gente che proprio si cerca certe situazioni quando non può e dopo magari viene piangere, no? Cioè, nel È senso, bello come la giustificano poi in tutti i modi, dicendo perché è destino, oppure... Cioè, secondo me va un po' oltre la cosa... è come se fossimo ai livelli del terzo mondo, è come se si ignorasse l'esistenza dei contraccettivi. no, ma a C'è parte un problema quello- di sovrappopolazione, non il contrario. Quindi Però io non ho nulla in contrario alla procreazione, ma devono esserci le possibilità, a mio parere. Certo, più che altro, oltre alle possibilità economiche, anche la possibilità di tempo, perché se faccio un figlio e non riesco a crescerlo perché lo devo lasciare un giorno agli zii, un giorno ai nonni, cioè come cresce? Fai a meno, secondo me. Qua mi prenderò gli insulti a manetta, ma io la penso così. Poi, per carità, ripeto, se è capitato, ok, ma se uno ha cercato la cosa e non può mantenerla, ma questa qua vale non solo con i figli, ma anche con altre cose, secondo me. La, la- la circoscriverei ai figli perché fare altri paragoni sarebbe deumanizzante verso gli esseri umani, quindi sì. No, vabbè, ho una visione un po' troppo, non meschina, come potrei dirlo, un po' Cinica. troppo cinica, sì, di queste cose, ma casomai ne parleremo in un'altra puntata. Noi buttiamo là alcuni spunti, dopo sono Sì. spunti di riflessione. Sono pronto a ricevere insulti. Non è un'accusa, non è una cosa rivolta nello specifico, non è una cosa accusatoria, è uno spunto di riflessione. Ecco, sì. Allora, caldino oggi. Freschetto. Fresca Sì. anche oggi. Sì. Sì che è tipo il 30, no, cos'è, 27 giugno oggi. Si allungano le giornate. Sì. Un anno fa, ora non era così caldo. Sto anno è stato caldo. Anzi, sai cosa? Che sto anno è stato l'anno più caldo degli ultimi 100 anni, forse può essere. Pensare che 10 giorni fa Eh, avevo ancora la giacca. un mese fa dormivo ancora col piumino. Anzi, comunque il topic è parlare del tempo. Quando non sai di cosa parlare, parli del tempo. Questa è dedicata proprio Ai boomerozzi proprio. Cioè dirà, oh, ma, caldo non oggi. solo, proprio le chiacchiere, le chiacchiere di circostanza. Cioè sta zitto piuttosto, dai. Sì, sì. Sta buono un attimo, non è che Magari per forza devi parlare. sei in ascens, becchi qualcuno nel tuo condominio che dici, boh, ok, c'è quel momento che c'è un potenziale di poter parlare, finalmente conoscersi, scatta fuori sta cosa. Beh, fresca anche oggi. O quando cambi l'ora, che tipo dici, oggi le giornate si sono allungate, tipo da oggi a ieri, che vabbè, un mese posso vedere la differenza, ma da oggi a ieri, ieri era scuro a sta ora, mamma mia. La senti quell'ora di sonno in meno. Comunque vorrei attaccarmi a un discorso detto prima, dicevi che la settimana fa eri col giubbotto, cos'è che mi hai detto? Che effettivamente casa mia, no, la Pussy, la Denise, cos'è che fa? Allora no, se è vero. Devi perché- censurare quella parola. No, vabbè, che so, ragazzi, a capire, io non capisco. No? Ora, non c'è il passaggio da, che ne so, mezze stagioni, no? Passi termo, coperta, ok, stai senza coperta, cioè scusa, stai senza termo, stai con la coperta, inizia l'estate, magari al lenzuolo, dopo inizia a far caldo, metti il clima, no?
lei passa direttamente da termo, scaldasonno, coperta a clima. Condizionatore. A clima, non c'è una mezza misura, no? E ovviamente Perché non ci sono più le mezze stagioni. sì, ho capito, ma poi È sempre un altro luogo comune, esatto. cose che non capiamo. Salutiamo la Pussi. È sempre diciamo, chiacchiere di circostanza o parole che la gente potrebbe tenersi tranquillamente per sé. Questa è dedicata alla gente spazientita che rende le attese ancora più pesanti. Ti sarà successo magari, non so, in supermercato, alle poste. Insomma, se sei alle poste, vedi, Sì, a me è sì, successo sì, sì. principalmente magari che mi accorgo che ho dei pensionati dietro di me che mi chiedo, vorrei vedere il resto della loro giornata, perché io so che io sono che faccio tutto di fretta, però devo andare al lavoro, devo incastrare questo, devo fare, no? E questi che sembra che Stiano, cioè, se non si muovono, cioè, casca tutto, devono fare in fretta e soprattutto vorrei dire, non è che vanno magari, che ne so, il martedì mattina che magari la gente lavora, c'è meno casino, no, loro vanno il sabato mattina, sabato pomeriggio, che c'è la gente teoricamente normale, non lavora, sabato, domenica a casa a fare la spesa, no, devono andare là, oppure il venerdì pomeriggio. Va, e durante la settimana no, devono andare là a fare la coda, no? Cioè, roba magari da per matti. prendere i francobolli. Ci sono ancora queste cose, No, c'è no, ancora fanno- gente che prende i francobolli alle poste. Ma fanno anche ste mega spese che poi arrivano là, era 3 ore per mettere via spesa, e metti la spesa, metti dentro. Dopo magari la commessa li fa, sono 68, no, la commessa non è nel Monti, però magari la voce per femminile. Hai 12 per caso? Hai 12 centesimi? Era sta là, le monettine. Era Prima dice di no di solito, Cinque. dopo... Ah no, aspetta, sì. Aspetta, tira fuori una vasca, butta là tutta monea, tutta da un centesimo, no, forse questa è da 2 centesimi, no, aspetta, no, quant'è che dovevo darti? No, aspetta che riparto da capo, sta là. Ovviamente, se noti, tutti i vecchi sono contanti, Beh, cash, sì, sì. cash, proprio tutte ste monettine rosse, bianche, e si metterà una vita. E dopo aspetta che non gli chieda roba, tipo che non si metta a parlare, non è più finita. Sì, c'è da pregare che non si conoscano, che non sia già andata là a fare le spese la O che signora. non conosca la figlia, se no, vabbè. Sì, sì, quando il top è quando chiaramente su 4 casse ce n'è una di aperta e questo capita sia nei grandi magazzini sia nei piccoli supermercati, ho notato che c'è una cassa aperta. Finché non diventano 13-14 persone e un coraggioso cliente dice ma c'è solo una cassa aperta, non si può aprire un'altra cassa, apri cassa 1. Beh, non capita mai comunque che difatti il topic inizia con la gente che si lamenta a voce alta ma non fa niente. Cioè, hai un problema, risolvi, non è che parlando, lamentandosi risolvi qualcosa alla fine. È la gente che rende ancora più pesante quei momenti di attesa. Esatto, ma come dicevamo prima, che non è vero, il fatto che eravamo Siamo là tornati siamo là tutti assieme. il fatto che quando eravamo là stai per decollare, cioè stai per scendere da un aereo, l'aereo fermo là, tutti si alzano, che non puoi neanche scendere, cazzo ti alzi, e quando tutti agitati che devono scendere, vai stai tranquillo là, quando apriranno le porte scendi, già la gente in piedi, ma basta buono un attimo, vabbè. Comunque qua volevo collegarmi, sì gente, sì, e anche al discorso che l'hai messo sotto, però in realtà io direi già adesso, il fatto di supermercati aperti 24 ore su 24. Stiamo nel topic. Stiamo nel topic, qua mi prenderò insulti a manetta, ma secondo me i supermercati dovrebbero essere aperti sempre. Un'altra cosa che ci sfugge, Cioè se giustamente, io finisco a lavoro alle 7 di sera, metti, no? Persone normali, ma alle 5 e mezza, 6, 7. I supermercati chiudono alle 8, io voglio andare a fare un attimo una spesa, ma tienilo aperto un altro po'. O magari io finisco tardi o faccio i turni, voglio farmi la spesa, perché non lo tieni aperto? perché siamo in Italia. No, ci mancherebbe solo tenere aperti i supermercati durante i giorni festivi, durante la notte. Sì, vabbè, ma la gente si spalma per questa maniera qua, non va tutta quanta negli orari di punta, si spalma un po'. Ad esempio, io finisco il lavoro alle 11, potrei andare alle 11 e mezza a fare la spesa.
tranquillo, non c'è nessuno che mi rompe e basta, perché non fanno sta cosa qua. Ti rispondo profondamente, penso che ci sia un motivo per cui facciano i turni in un certo modo, nonostante il nonsense generale del mondo del lavoro, però penso che una persona possa sopportare un tot di ore di lavoro al giorno. Cosa c'entra, si fanno i turni? Detto, lo so, ma dal punto di vista imprenditoriale ti tocca assumere più gente o ti tocca Però hai più pagarli? guadagno. Se io aprissi un supermercato 24 ore su 24, Non è il nostro campo, non sappiamo bene. io insomma. vorrei farlo, mi apro un altro X Lab Market, senti che roba, sponsorizzatemi se lo volete, lo apro 24 ore su 24, uno fa la spesa alle 10 di sera, vieni da me però a fare la spesa, Ah, qua? qua, all'X Lab Market, Prossimamente su questi schermi. prossimamente. Oh, dopo mi diranno, ma gli altri negozi non lavorano il sabato sera, vabbè, che sbollo, intanto magari ti pago doppio però no, a sto punto. Sono capitalista. Cambiamo domanda, No. se no mi insultano. No, Oh, non abbiamo. Sono spunti di riflessione, sono Vai. cose che non capiamo, sono oltre la nostra esatto, comprensione. Esatto, se no non sarei qua. Come le. Dai, dimmi quanto ti piacciono le cene aziendali. Sono i miei colleghi qua che guardano, ma alcuni lo sanno già. Io non trovo il senso delle cene aziendali, cioè, allora, ma vabbè, metti che anche nel mio campo di lavoro, metti ok, ci potrebbe anche stare, io mi immagino l'ufficio, no? Che si vedono già tutti i giorni, magari si stanno anche sulle balle, devono fare la cena la sera. Cioè, già uno non ti sopporto durante il giorno, devo vederti anche la sera. Cioè, non ti ho parlato abbastanza durante il giorno, perché ti devo vedere la Qua sera? parliamo delle festività, quindi a Natale. Ma anche non. Sì, può essere un compleanno, ma diciamo dividiamo le due cose. La cosa della cena aziendale di Natale io l'ho sempre sofferta nei vecchi lavori, per fortuna adesso non ce l'ho. Però voglio dire, appunto, gente con cui convivi e lavori molte ore al giorno, fai magari turni spezzati e poi a Natale devi avere anche questa cosa del andare dove costa meno al padrone, Dove conviene, al è responsabile, dove conviene all'azienda, Giusto. quindi hai insomma. Secondo sì. me è una cosa architettata dai capi, in modo da riunire un po' l'ambiente di lavoro, è più una cosa loro e quindi tutti quanti a catena vanno, mi viene da pensare. Magari tutti vanno, si convincono, sono l'unico ebete che non vuole andare, in realtà ci sono più ebeti che pensano non voglio andare. È anche un'occasione per le volpi d'argento, le chiamo io, quelle, Certo. esatto, quelle che aspettano tutto l'anno la cena aziendale per, ok, tu non mi dai una lira a vedermi al lavoro, ma ti faccio vedere stasera che si mettono in tiro le volpone. Io ne ho viste, quella era una parte divertente, tutto il resto l'ho sempre sofferto un sacco. I compleanni al lavoro anche sono divertenti, dover incastrare un bel, come dire, un bel regalo per il collega che. Ah beh, ma quello no, non l'ho mai fatto, più che altro sì, vorrei collegarmi al fatto dei compleanni che anche da non ho mai capito, cioè posso capire in parte, ma ad esempio io faccio il compleanno, ok? Faccio la cena, ti dico, sei invitato in locale X perché faccio il compleanno quella, boh. Tu qua offre il dolce, offre da bere, ma se tu mi inviti, mi offrirai tutto voi a ca. No, che cazzo mi inviti a fare in più? Quindi mi toccherà pagarmi la cena e anche il regalo, che non so, che solitamente il regalo che non sai mai cosa fare, cosa fai. E allora senti una cosa, fai il regalo di gruppo, fai la stronzatona dal gruppo, Firmi il biglietto. esatto, butti 5 euro a testa e fai sto regalo che, vabbè. Ma Ho perché- una maglietta con scritto frasi a caso, tipo i pigiami dei bambini, 11, 7, airplane, airport, tipo quelle magliette tarocche. Sì. Comunque no, vabbè, logicamente uno può dirmi, vabbè, ma se tutti pensassero così nessuno farebbe niente. È meglio, no, vabbè, in senso, però Che cioè, cinico. sono dell'idea che se io ti invito ti offro tutto, cioè nel senso al massimo ricambi, ma no che devo invitarti, poi c'è la sorpresa, devi pagare 20, se non ho 20 euro cosa fai? Vorrei citare un meme che ho fatto a Monti una volta, che siamo andati fuori a mangiare, però là è diverso, non è che sia un compleanno, decidi insieme, mangiamo, siamo 8 amici,
ceniamo in tot posto, vi va, vabbè. Allora viene fuori che ne so 200 euro, sei in 10 e fai, oh, è uscito 20 euro a testa. E il Monti, là, c'era anche il Monti mi fa, e Monti, avessi qualcosa da mettere perché non ci arrivo? Sì, quanto ti Non serve? capisco Monti? perché fai quella voce là. Scusa, ma fa parte di me. Comunque diceva era 20 euro a testa, ma il Monti mi fa, Monti, avessi qualcosa da mettere perché non ci arrivo? E faccio, sì, va bene, quanto ti devo? 20 euro. Cioè, uno stirare a casa, vabbè. Ma questa è Puoi un'altra pagare storia. per il tuo compleanno, per favore. No, non era un beh, però vorrei fare una roba del genere. Vado là, mi hai invitato te, cazzo vuoi? Lo paghi te per me. Vabbè, insomma. Diventa più macchinosa. Allora, è bello. Un'altra delle cose che non ho mai capito, che forse non voglio credere più che altro, è la gente che mi dice di andare alle feste, specialmente ai rave party, ma io vado solo per la musica. L'hai già sentita anche te, credo. No, soprattutto le ragazze, soprattutto. Io vado in discoteca solo per ballare, ma dopo Questa capisci- voce. Sì, vai, faccio un po' la voce femminile. Mi dopo dà più magari- fastidio che a lui ormai. Sì. Ma basta a un certo punto. Allora non è un podcast. È una presa per il culo. No, comunque effettivamente le ragazze che vanno solo per la musica. Io vorrei vedere, ti metti da sola, no? Te con due tue amiche a ballare. Un'altra roba che mi chiedo a sto punto, le tipe che fanno vado per la musica e i maschi qua e là dopo ci provano, non mi va. Allora vai in pigiama, vai struccata, perché vanno tutte quante tirate? Vai in pigiama, non ti piace ballare, vai comoda. Non stai a essere ipocrita. So che Io la mettevo più su un fatto di che è inevitabile che quantomeno non bevi. Mettiamola sul discorso festa. Estendendola al discorso rave, dopo non voglio scoperchiare il vaso di Pandora, però non me la sono mai bevuta che uno va a un rave solo per la musica. Non nella mia esperienza, No, nella forse- mia piccola esperienza. forse però. la musica è proprio strasecondaria, insomma. Vabbè. Ma vabbè, sono cose oltre la nostra comprensione. Sei andato in spiaggia di recente? Hai fatto un po' di coda? Di domenica sempre, di domenica classico, tutte le domeniche di luglio e agosto si va in spiaggia, 2 ore di coda minimo, vai là, devi non so quanto pagare, no, non le ho mai fatte queste cose qua, ma so che la gente si fa 2 ore di coda, si prende il lettino, non so quanto spenda, sta là in mezzo a 3.000 vabbè, 3.000 teste di... vabbè. Leoni marini. Esatto, vai in spiaggia che la gente ci piscia dentro, vabbè, è pieno di gente, puoi fare qualsiasi cosa, va bene, c'è gente, mangi, vabbè, ti porti via un panino marcio da casa col frighetto, poi aspetta, e poi direttamente la roba, dopo se trovi il parcheggio, cioè dovrebbe essere una giornata rilassante, secondo me arrivi a casa più stressato di prima, che senso ha? Dipende a che ora parti. Colleghiamoci a un altro topic collegato appunto alle partenze intelligenti, perché se tu ti muovi di mattina presto non cambia un cazzo, perché la gente ha tutta la stessa idea Esatto. e si muove allo stesso orario e torna tutta aspetta, sono le 5, ok, cosa dici se ci muoviamo adesso? Un'oretta Così non dopo. becchiamo? E ci troviamo tutti imbottigliati. Io non sono un fan, onestamente preferisco un altro tipo di... Posso dirti, posso essere a favore di questa idea che magari uno dice, boh, io e i miei amici e la mia compagna siamo a casa la domenica, quando vuoi che vada, in settimana non posso andare e ci sta. E ti dico che qualche volta l'ho fatto anch'io sto ragionamento qua, però magari partivo dopo pranzo, che effettivamente all'andata non c'era coda. Ma infrasettimanale? No, la domenica. Domenica. E mi accorgevo che tornando a casa, magari buttavo l'occhio, eccetera, c'era coda dalle 5 ma anche fino alle 10-11 di sera. Sì, sì. Quindi magari piuttosto mi facevo il giro la sera e dopo tornavo, però c'è comunque una coda assurda. Non so, mi fa tanto moda, tanto pecoroni, anche come alle festività. Alle festività bisogna anche là, a Pasquetta si griglia, la carne costa il triplo. Ma griglia una settimana prima, no? Che senso ha? Griglia dopo 2 mesi, adesso la carne costa meno di metà. Mi torna in mente un po' un luogo comune
una classica frase che sentivo quando sentivo magari, che ne so, una persona che stava finendo di lavorare mi diceva, vabbè, adesso comincia il lavoro vero, perché doveva andare a casa. La coda per andare come dire, al mare alla fine è la stessa cosa, diventa il giorno che dovrebbe essere di relax, di piacere, diventa cosa vuoi che abbia fatto ieri? Alla fine il lunedì cosa ci si dice? Ci si dice è solito, ho fatto 4 ore di coda, stato in spiaggia là un po', e poi... Ma anche, mi viene in mente, anche andare in ferie ad agosto. Tutti vanno in ferie ad agosto, perché? Vabbè, l'ultima di agosto, la prima di settembre. No, qualcuno magari dice, vabbè, la fabbrica chiude quel mese là, ma secondo me tanti sono là di moda, anche Ferragosto. Ferragosto bisogna andare a far festa, quella trovi il macello ovunque. Cioè, se uno è costretto per via del lavoro attivo, eccetera, eccetera, ok. Ma tanta gente dice vado ad agosto perché io vado a giugno a fare le ferie. No, ci vado ad agosto come tutti, spendo 10 volte di più, ma cioè, figurati. Agosto penso sia un trend che va avanti dagli anni buoni. Cioè, uno non gli basta avere un lavoro normale, partire alle 7 di mattina a fare un'ora di coda per andare al lavoro e un'altra ora di coda per tornare a casa, perché finisce alle 5, no, deve farsi coda anche, deve farsi la vita incasinata così, cioè, no, veramente non capisco. Conviene veramente prendere un aereo e andare all'estero piuttosto che dire, boh, ok, vado in vacanza a Caorle, a Eraclea, vado in un bungalow, oh, ti sa che ben che stago in pineta, cioè, vabbè, no, forse non capisco, forse devo ancora arrivarci. Sai qual è la fermata più pulita di Favaro? Mi sfugge il nome, però ha pineta dentro. No, Pineta. Pineta? No, è il contrario. Oh, Dio. Ok, qua scatteranno degli applausi e dei... No, contrario, mi dicono Pineta. La fermata Pineta. E insomma, un'altra roba che non capisco, che io penso che in tanti si chiederanno, in tanti, c'è chi scrolla, no, su Instagram soprattutto, no? Devo stare attento a come parlo su questo argomento qua. Insomma, non è così delicato. No, non è così delicato. Chi ci crede e chi non ci crede. No, non è che no, chi ci crede e chi non ci crede. Non è una religione. Certe ragazze, soprattutto quelle là che sembra che sia chissà chi, che si dimostrano... Definisci. Vabbè. Ok. Belle da vedere, mettono ste foto col numero del giorno e la frasetta sotto. Ma che cazzo vuol dire? Chi se ne frega? Che cazzo me ne frega? Sei stato posseduto da Trimi per un momento? No, perché non voglio essere così volgare. Però è vero, magari quante volte magari hai la tua tipo del cuore che segui su Instagram, mette una storia dopo un mese, dice oh, qua sì che si vola una bella foto nuova. Un bel tramonto. Vaffanculo, le nuvole. Va a cagare. Oppure sta roba con la frasetta, il numero del tipo 27 giugno e ho scritto la felicità si trova in un bicchiere d'acqua, butto là una cagata perché non so neanche... Ma che cazzo me ne frega a me? Potrebbe essere una perché? frase. Comunque siamo là come a livello di incazzatura, direi sì, non mi dà fastidio uguale, ma sono fastidio cose che non comprendo. O la tipa che fa la foto mezza nuda e scrive la frase sotto, ma chi è che la legge? Chi è che la legge? La metti te per sentire un po' meno in colpa, la dai. frase di Giulio Cesare sotto una foto di lei in piscina. Ma la cagare. Vabbè, sono cose... Boh, devi... A volte effettivamente ho visto un post di recente di una ragazza che conosco che ha messo una foto del suo di dietro e sotto ha proprio commentato: so che ora dovrei scrivere una frase intelligente, invece no, questa è una foto del mio di dietro. Ecco, numero 1. Ha vinto tutto, non faccio nomi, però sì, non ti ho neanche messo like, però mi sei piaciuta. Eccola. E poi anche tipo, no, fissate con l'oroscopo, no? L'oroscopo, i segni zodiacali. Tu che segno sei? Del topo. Aia. Io sono del Sagittario, quindi ecco, sei una persona di merda. Ecco, e ora se io ero nato un mese prima, cos'era il numero 1? Cioè dai, che senso ha?
Te che segno è che sei? Non me ne intendo. Capricorno. Quindi Capricorno cosa vuol dire? Che se tu eri nato un mese prima di Sagittario, se tu fossi nato un mese prima, saresti una persona di merda. Cioè, che senso ha? Avrai i geni, Dipende sempre con chi stai parlando. avrai i geni dei tuoi genitori o che ne so, avrai... Non è perché sei nato un altro mese... Io qua magari apro un dibattito, però secondo me è così. Non c'entra nell'oroscopo, cos'è? È una moda secondo me. Io sono tagliato in due, come ti accennavo. Tiriamo un attimo giù il sipario, chiaramente questi topic ce li prepariamo un po' e ne abbiamo discusso. Io sono tagliato a metà a riguardo, nel senso che effettivamente non credo nell'oroscopo, nei segni zodiacali in sé, però ho riconosciuto certe caratteristiche che sono comuni in alcuni segni. Non voglio stare a dire quali per non discriminare nessuno, però sì, una parte di me dice non ha senso, non ci credo. L'altra dice, ah, aspetta, specialmente dopo guarda, la sparo grossa, però dopo l'ultima mia, diciamo, esperienza con relazione finita, mi è capitato magari, che ne so, su un'app di dating, di scartare qualcuno perché aveva il suo stesso segno zodiacale. Ho detto no, non voglio un altro, Ma pensati. non voglio un altro quel segno zodiacale là. Cioè, hai rinunciato a una chiavata per il segno zodiacale? Non si sa mai, probabilmente. È come la tipa che magari trovi... ma tu sei del cancro, allora sei una... Ma va a cagare, ma cosa vuol Sai dire? cosa che mi sono anche fatto un po' più superstizioso con l'età. Penso siano cose che Non so se- che non capiamo. Esatto, io non le capisco. Boh, siamo alla fine, no? Abbiamo l'ultima domanda che non capiamo. Sì, più che altro sì, vogliamo Fino a chiudere questa puntata con un argomento Aspetta, leggero. non voglio che capiscano a meno che non mi paghi sponsor, ma finché non mi paga sponsor. Acqua urinata. Io proporrei di concludere con un argomento leggero, insomma una cosa che si può tranquillamente ridere e scherzare universalmente, i necrologi. Allora, io non so perché si ostinino alcune persone a mettere le foto di 20 anni fa. Quando leggi, dici, cioè tu vedi la foto, è la prima cosa che vedi solitamente del necrologio e dici cavolo è giovane, e dopo però leggi l'età e dici no cazzo è una foto di 35 anni fa. Cioè, Sai cosa? Io non noto più in Facebook questa roba qua. I boomerazzi tipo da 60 anni Anche. si caricano la foto profilo di quando avevano 20 anni. E proprio vedi proprio la foto quelle là proprio da rullino, è presente? Proprio stravecchie. la foto della foto, hanno fatto una foto col Sì, la cellulare, foto a una della foto vera. e magari si vede anche il riflesso di lui che fa la foto. C'è una boomerata assurda. Però, e magari lo vedi ancora. Cioè che vedi sto giovane ai tempi della volta che erano diversi, cioè stona malissimo e si pensano anche figli, magari vogliono cuccare, mettono la foto della volta, io sono così in realtà, se ha 40 anni, dei chilometri in più. Alcuni hanno ancora l'immagine residua di sé, così, si sentono così dentro. Non tutti riusciamo a vederci in terza persona e dire ah ok, sono tutt'altra cosa adesso. Sì. Insomma, vabbè, è come chi mette la foto dei nipoti al posto della propria foto, che dici, aspetta, mi salvo questo contatto, non so, di lavoro, e vedi nome e ti viene fuori una foto di una bambina o di un bambino, e dici, boh, ma con chi mi stavo scrivendo, chi avevo in rubrica, mi sto scrivendo con un bambino. Sì. Vabbè, cose oltre la nostra comprensione. Fateci sapere se c'è qualcos'altro che non sapete, che non capite e proviamo a capirlo, ma non capiamo un cazzo. Ragazzi, ci vediamo alla prossima Sono puntata. tornato da ieri Ciao. a spaccare il mondo. Hai Maurizio al microfono. Vai al venerdì, andiamo al caffè del mare. Mi piace la figa,